dura oltre 1000 giorni per essere definita in Cassazione, in media 600 giorni in tribunale, 370 giorni davanti al giudice di pace. Quindi diciamo il giudice di pace almeno definisce il procedimento in metà tempo, quindi in meno di un anno. I dati che vi sto leggendo sono dati del Ministero della Giustizia, dell'Istat e di un dossier fatto proprio dalla Commissione Senato di alcuni anni fa. I procedimenti di cognizione ordinaria, cioè quelli che riguardano non le materie specifiche, hanno una durata media di 1127 giorni in tribunale e di appena 370 giorni davanti al giudice di pace. Qualche dato anche internazionale. Vi avevo detto che la percentuale che l'Italia impegna per il Ministero della Giustizia partiva da uno 0,80 degli anni 80 ed è arrivata all'1,70. In Germania l'impegno di spesa per la giustizia è solo dello 0,4% del prodotto interno lordo. Lo stesso, più o meno, della Francia, lo stesso della Spagna. Allora, la lunghezza dei procedimenti in Germania è la metà rispetto all'Italia. Lo stesso avviene con la Francia e la Spagna, con un numero di procedimenti che vi sembrerà strano, ma in Francia e in Spagna è addirittura più elevato di quello dell'Italia. La spesa per abitante è più o meno simile, 68 euro in Germania, 62 euro in Spagna, 50 euro in Italia. Allora, i tempi medi internazionali, europei, sono meno della metà di quelli italiani. L'impegno di spesa in Europa è meno della metà di quello italiano. Il numero dei giudici. Il numero dei giudici in Francia è di 6.900 giudici togati, con un numero di magistrati onorari di oltre 28.000, quindi una proporzione 6.928, 4 volte il numero dei magistrati onorari. In Germania ci sono 19.000 giudici ordinari e ben 98.000 giudici onorari. In Spagna ci sono 4.689 giudici togati e 13.495 giudici onorari. Come ben vedete, in Francia il numero dei giudici onorari è 4 volte o 5 volte in più dei giudici di carriera, in Germania è 5 volte in più, in Spagna è 3 volte e mezza in più. In Italia, dovreste sapere voi, i giudici onorari, comprensivi dei GOT, dei VPO e dei giudici addetti al tribunale dei minorenni, degli esperti, sono praticamente qualcosa in meno rispetto ai giudici togati, che sono 9.000, noi siamo 8.700 complessivamente, quindi più o meno un numero paritario. Voglio darvi solo l'ultimo dato, che è quello dell'andamento della giustizia. In Italia, a partire dalla fine del 1800 e poi ho concluso. Lo trovo. Allora, la giustizia in Italia non sempre
problema dell'arretrato è un problema che si è verificato soprattutto negli ultimi 30 anni. La verità alla fine degli anni 70 e negli ultimi anni è diventato proprio drammatico. Non devo aggiungere altro, non devo aggiungere soprattutto a voi impegnati nell'ambito professionale ed economico del Paese, sottolineare che il ritardo della giustizia produce un grave danno alle imprese, ai cittadini e all'economia. E questo non è che lo dico io, lo dicono una serie di studi. Più la giustizia non funziona, più l'economia è danneggiata. E uno dei motivi per cui le imprese straniere non investono in Italia è proprio rappresentato dal problema della giustizia, per i tempi, per le difficoltà e per tutto quello che succede nel nostro amato paese. Volevo darvi solo questi numeri che quando li ho visti sono rimasto anche io sorpreso. Alla fine dell'Ottocento e nei primi del Novecento in Italia il numero di procedimenti era più o meno oggi. Cioè vi sembra strano che alla fine dell'Ottocento, in cui sicuramente non c'era tutta questo economico, il numero di procedimenti era di circa 3 milioni d'anni, i procedimenti civili. I dati che vi sto dando riguardano soltanto i procedimenti civili. Questi 3 milioni di processi venivano definiti nel 1898 in meno di un anno. Lo stesso è capitato agli inizi del Novecento, nel 1903. Eccolo. Allora, qui diamo i numeri più esatti. Allora, i procedimenti pendenti nel 1898 erano 2400, di cui 2100, 2043 ridotti davanti ai giudici. All'epoca c'era il giudice conciliatore, e 300.000, appena 300.000, il 10%, davanti al tribunale. Nel 1903 i procedimenti erano un poco diminuiti e più o meno la proporzione è rimasta sempre la stessa, 1.800.280.000, lo stesso del 1908, lo stesso del 1913. Vabbè, poi c'è stato il periodo di guerra del 18-23 in cui sono diminuiti i processi, ma sempre con questa proporzione. Cioè che davanti al giudice conciliatore, quindi il giudice di prossimità, c'era un numero di procedimenti 4-5 volte in più rispetto al giudice ordinario. Poi questa tendenza è cambiata, e come è cambiata questa tendenza in cui i procedimenti sono aumentati davanti ai giudici ordinari e sono diminuiti davanti ai giudici onorari, è aumentato l'arretrato. È un dato, io non vi sto dicendo che questo è il motivo, però è un dato statistico provato. Sono i procedimenti nell'83, periodo in cui c'è stata la punta massima dell'arretrato, e da cui a partire dal 78-83 i procedimenti definiti dai giudici onorari erano appena 15.000, da 2.043.000 del 1898 sono scesi a 15.000, quelli del tribunale più o meno si sono raddoppiati. L'arretrato è aumentato, i costi della giustizia sono decuplicati, c'è duplicati negli ultimi anni, e i risultati sono questi. Allora, la percentuale di giudizi definiti dai giudici di pace, perché i giudici conciliatori rientrano nel giudice di pace, nell'istituzione del giudice di pace che viene in Italia dall'illuminismo francese, dal codice napoleonico importato in Italia, in cui proprio con i valori di fratellanza di fraternità che furono istituiti dalla rivoluzione del 1789 si ritenne che praticamente una buona parte delle cause dovesse essere affidata al giudice cittadino, giudice dei cittadini, con l'obbligo di tentare la conciliazione per tutti i tipi di cause, anche le cause del tribunale. Si doveva andare prima dal giudice cittadino, che doveva cercare di dirimere la controversia, di evitare che la controversia praticamente sfociasse in una lite giudiziaria,
E poi questa figura è stata impostata così come giudice di prossimità in Italia, anche se la figura del giudice onorario risale all'epoca romana. Allora dicevo, la percentuale dei giudici 86% e 14% del 1898, con i risultati che vi ho detto, è arrivata oggi al 34% giudice di pace, 66% giudice totale. Nel 34% non ci sono solo i giudici di pace, ci sono anche i giudici onorari di corte. Allora, qualche anno fa il primo presidente della Cassazione, nell'inaugurare l'anno giudiziario, disse che la colpa del ritardo dei procedimenti era dovuta al fatto che in Italia ci fosse un numero di avvocati superiore alla media europea. Anche questo non è un dato veritiero, perché è vero che in Francia ci sono solo pochi cassazionisti, però il problema della giustizia, come avete visto, non è che riguarda molto la Cassazione, che tratta 30.000 processi l'anno. Il problema dei 5.300.000 processi sono quelli che riguardano la maggioranza dei cittadini. Allora, se è vero che la spesa per la giustizia pro capite è la metà in Germania, è la metà in Francia, è la metà in Spagna, se è vero che in questi paesi in cui la spesa è la metà rispetto a quello dell'Italia, se è vero che i risultati conseguiti sono di un quarto, i tempi di definizione dei procedimenti sono di un quarto rispetto ai tempi della giustizia, andate in Europa e dite che una causa dura 5 anni solo in primo grado, se andate in Olanda, in Germania, in Belgio, gli altri paesi sono proprio raccontati che rispetto alla Germania, alla Spagna e alla Francia sono i paesi più importanti come dimensione, come numero di abitanti, come organizzazione, sono più simili ai nostri, ma negli altri paesi non ci sta proprio paragone. Cioè la Germania rispetto a questi altri paesi è in forza d'Italia. Se andiamo in Olanda, un giudizio dopo 3 mesi. Non parliamo poi se andiamo in Svizzera. Non sarà un caso che nel momento in cui una buona parte della giustizia è stata affidata ai giudici onorari, c'è stata una minore spesa, un minore costo per lo Stato, tempi di giustizia più veloci. Nel momento in cui sono diminuiti i giudici onorari, l'impegno dei giudici onorari, è aumentata la spesa e sono aumentati i tempi della giustizia. Questi erano i dati che volevo illustrare, poi il dibattito chiaramente sarà come sempre libero, ampio e fruttuoso. Grazie.